potere al popolo. Plim plom plan. Senti che riempitivi, che Francesco si inventa. Buongiorno, buongiorno. Siamo tornati in diretta da studio. La voce di Sammy Varin. Non l'hai sentito, ne hai mandato tu. Plim plom plan era bello come riempitivo. Sembrava quasi l'intervallo che trasmetteva Mamma Rai un tempo. Io non ho fatto niente. I jingle li fa Vincent. Dicevo riempitivo prima del jingle. Ero andato via un attimo. La canzone. Come va? Come va? Tutto bene? E tu si fa per dire in questa valle di lacrime. Per fortuna che c'è Giorgetti. Giorgetti ci sta pensando. Stanno accadendo cose e speriamo che si riesca a prendere questa decisione di sforare ugualmente per cercare di aiutare questa povera Italia. Per il momento non è scritto da nessuna parte. Mago Varin, che cosa stai dicendo? Misteri, apparizioni, sparizioni. Tra poco farò apparire i vostri WhatsApp, ne sono arrivati tantissimi. Giuro, anche oggi non esco di qui se non li ho letti tutti. Siete ancora in tempo a scrivermi al 340 6709 659, ma tra poco manderò in onda Alessandro Giglio Vigna per Qui Parlamento, poi la canzone Discutibile di Cabruglia, cantautore venezuelano ma genovese d'adozione. Poi alle 11:30 avremo due ospiti in studio. Viene a trovarci, wow, il cantautore comasco Simone Tomassini, grandissimo. Oh, questo arriva dalla scuderia di Vasco Rossi, e con lui Pietro Cappiello, perché insieme lavorano a un progetto di cui vi parleremo. Chiaramente in mezzo ci sono i vostri WhatsApp, come già detto. Devo ricordarvi che domani è mercoledì e oltre a è tutto un magna magna a mezzogiorno con gli appuntamenti di feste, sagre, roba buona e insomma il weekend è elettorale in molte città, ma chi non vota può comunque concedersi una pausa. Domani, mercoledì, alle 15:30 ci sarà una nuova puntata di Lega e dintorni. E in Lega e dintorni, lo sapete, c'è il Grimol di Marco che vi porta in giro per l'Italia a scoprire le sezioni della Lega, a scoprire il territorio anche attraverso la Lega. E domani, bada ben, saremo a Bologna. Di questi tempi la situazione a Bologna non è delle migliori, c'è un malcontento incredibile dopo quello che è successo a pochi chilometri, cioè a Modena. Penso che ci sarà molto da raccontare e domani parleremo con Matteo Di Benedetto, che è il leghista più importante, potremmo dire, in quella zona, è quello che a Bologna ci vive da sempre, ma c'è anche Cristiano che in quel di Bologna è uno dei responsabili della Lega. Avremo modo di raccontare la città di Bologna vista con altri occhi, non quelli dei punk a bestia. Intanto il sito del Corriere, tutti quanti i siti si sono aggiornati perché sono stati recuperati i primi due corpi degli italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nelle Maldive, un'operazione staffetta dei subesperti durata 2 ore. Il marito della biologa esclude che sua figlia non fosse autorizzata. Gli scontri sui permessi, qualcuno dice che non c'era bisogno dei permessi, qualcun altro dice però non ce l'avevano il permesso di andare in quella grotta. Certo, tanto dolore per quello che è successo, ma naturalmente avremo modo di riprendere questi argomenti nelle prossime ore. Ora ci colleghiamo con il Parlamento, linea ad Alessandro Giglio Vigna. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Questa legislatura ha visto e sta vedendo un importante raccordo fra Parlamento e Governo per quel che riguarda la formazione della politica del nostro Paese rispetto ai temi dell'Unione Europea. Purtroppo il ciclo 2024-2029 ha rivisto, e uso il termine rivisto perché in realtà si sta andando in continuità con il ciclo precedente, un uso eccessivo dello strumento del regolamento da parte dell'Unione Europea, l'uso dello strumento del regolamento,
uno scarso uso invece all'opposto dello strumento della direttiva, il ricorso eccessivo agli atti delegati. Cosa sono gli atti delegati? Molti non lo sanno, probabilmente neanche all'interno di quest'Aula. L'atto delegato è una pagina bianca all'interno del regolamento che rimanda alla Commissione il mandato di riscrivere, di scrivere o riscrivere quella pagina bianca praticamente al 90% da sola, al 90% attraverso strumenti decisi dalla Commissione e senza interfacciarsi più con gli Stati nazionali, con i parlamenti e con gli altri organi comunitari. L'Italia, in tutti i documenti che noi abbiamo emesso, abbiamo discusso e abbiamo votato in 14ª Commissione e nelle altre commissioni che si sono spese nel voler contribuire a questo dibattito, l'Italia chiede all'Europa di legiferare meno e legiferare con direttive, come chiesto dall'articolo 5 del protocollo 2 del Trattato di Lisbona. Tornare all'Europa delle direttive, usare i regolamenti solo quando necessario. Questo l'abbiamo detto più volte in quest'Aula, questo lo ribadiamo spesso nelle sedi internazionali, nelle conferenze interparlamentari come la COSAC, la conferenza delle Commissioni Affari Europei congiunta dei Paesi dell'Unione Europea. Questo lo ribadiamo spesso nell'ambito della diplomazia parlamentare con delegazioni straniere, ambasciatori e ministri di altri paesi. Lasciare spazio quindi agli Stati nazionali, lasciare spazio quindi ai parlamenti e lasciare spazio alle regioni, all'autonomia delle regioni, perché la normativa europea scavalca anche la normativa regionale e per un paese come l'Italia, con regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciali e regioni che vanno verso l'autonomia differenziata, è chiaro che il ricorso smodato ed esagerato al regolamento può essere uno strumento sbagliato anche dal punto di vista degli enti locali. L'Unione Europea, la Commissione in particolare, ancora produce, lavora ancora troppo poco sulle valutazioni di impatto e questo vuol dire che non considera cosa succederà sui sistemi paesi e sui paesi reali quando scrive una direttiva o appunto troppo spesso un regolamento. Al contrario, la 14ª Commissione e le altre commissioni di questo ramo del Parlamento compiono numerosi cicli di audizione. Quei cicli di audizione sono il contatto con il sistema paese, il contatto con il paese reale. Noi agli auditi spesso chiediamo come siete stati contattati dalla Commissione europea, cosa la Commissione europea vi ha chiesto riguardo a questa direttiva, a questo regolamento che stanno scrivendo a Bruxelles. Vi hanno chiesto una mano, vi hanno chiesto dati, vi hanno chiesto di mettere a sistema la vostra esperienza, e troppo spesso dal nostro sistema paese, dagli auditi, da esperti del settore, dalle aziende, dalle associazioni che noi andiamo a interpellare, ci viene risposto e ci sentiamo dire: non abbiamo avuto nessun contatto con la Commissione europea. E quindi troppo spesso noi a Roma abbiamo la prova che
la Commissione europea, l'Unione Europea scrive le sue normative senza tener conto di quella che è l'esperienza del nostro paese, in particolare della parte produttiva del nostro paese. E allora la domanda che spesso facciamo a chi incontriamo in questa importante fase di ascolto e di contatto con il nostro paese è: se voi non siete stati ascoltati, è chiaro che queste norme molto probabilmente non vanno ad aiutare il nostro paese, ma vanno ad aiutare altri paesi. Secondo voi, quali altri paesi vanno ad aiutare? E la risposta è sempre la stessa. È vero, non ascoltano noi, ma spesso e volentieri ascoltano sistemi paesi di altri paesi. E su diversi settori è importante, visto che abbiamo parlato del nostro sistema produttivo, su diversi settori è importante arrivare all'indipendenza strategica, all'indipendenza produttiva, di sicuro sul digitale, importante liberarsi da software e hardware di origine cinese, sulla transizione verde. L'abbiamo detto e ridetto ed è importante riaffermarlo anche qui in aula: una transizione verde che non tenga conto della sostenibilità sociale, della sostenibilità economica, della sostenibilità per il sistema produttivo e per le imprese, è una transizione verde di matrice turboambientalista. E noi una transizione verde di matrice turboambientalista non la vogliamo. Il nostro modello è la neutralità tecnologica. Sulla difesa l'Europa deve pensare al fronte sud, deve pensare al contrasto all'immigrazione clandestina, di sicuro al contrasto al terrorismo, rimanere in un quadro euro-atlantico, tenendo conto che esiste un esercito unico, si chiama NATO, ed è l'esercito unico dell'Occidente. Doppioni fantasiosi non servono. Interoperabilità degli investimenti della difesa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni euro che viene speso in difesa deve essere speso in un settore che vada a essere utile anche per quel che riguarda il settore civile, ovvero tutto quello che viene speso in difesa, quello che viene realizzato con questa spesa deve essere utilizzabile anche dal settore civile, deve essere utilizzabile anche in un momento non per forza di pericolo. Sul QFP ripartire da un QFP che sia equilibrato fra PAC e fondi di coesione, mantenere in questi il ruolo delle regioni, di sicuro tener conto, per quel che riguarda l'agricoltura, della protezione del mercato dell'Unione Europea, quindi fare attenzione a merci e prodotti che arrivano da altre parti del mondo, anche perché Stati Uniti e Cina stanno investendo sull'agricoltura e stanno investendo sull'industria. Quindi sarebbe un errore per l'Europa rallentare con questi due settori. Quello che chiediamo è una Europa che vada verso una semplificazione e un'Europa che vada verso un maggiore potere legislativo, una maggiore autonomia verso i propri Stati membri e un'Europa che si svincoli dalla dipendenza dalle grandi potenze straniere, pensando prima di tutto alla Repubblica Popolare Cinese. Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi. Grazie Presidente. Qui Parlamento.
Hai mai provato sul treno a fare una foto alla luna? Hai mai provato a inventare nuovi modi d'amare? Pensieri stupendi, violenta realtà, ingenua la pretesa che tutto resti uguale. Hai divorato il cuore ed io la tua follia. Siamo quello che mangiamo, questa è l'ironia. Maledetto giorno in cui imparai la tua lingua. Sono gli ultimi versi che a te io dedicherò. Hai mai provato a sfiorare le mie ferite nascoste? Sono singoli segni di fragilità, porgere la guancia per un bacio e in cambio hai divorato il cuore ed io la tua follia. Siamo quello che mangiamo, questa è l'ironia. Maledetto il giorno in cui imparai la tua lingua. Sono gli ultimi versi che a te io dedicherò. Non ne parlerò più, vorrei solo tornare, ritrovare la pelle che ho. Sarà anche discutibile il mio modo di amare. Hai divorato il cuore, mi hai divorato il cuore, hai divorato il cuore, e questa è l'ironia. Maledetto giorno in cui imparai la tua lingua. Sono gli ultimi versi che a te io dedicherò. Però questi sono i pezzi che scatenano l'entusiasmo, me ne accorgo dai vostri WhatsApp al 340 6709 659. Pezzo tosto con una voce che ricorda qualcuno del passato. Lui si fa chiamare Cabruglia con la J, Cabruglia, cantautore venezuelano ma genovese d'adozione, tra i finalisti del prestigioso premio Mia Martini nel 2025. Discutibile il titolo di questo pezzo, deve essere anche il nostro modo di amare, se il risultato non è quello che ci aspettiamo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Cari fratelli padani, ricordandovi che domani alle 15:30 c'è Lega e dintorni, la trasmissione riservata a sezioni della Lega, al territorio, a quello che fa la Lega in giro per l'Italia, e quindi il Marco Grimoldi, che è anche responsabile gadget della nostra radio e che vi ha inventato i gadget più strani e strampalati per portare a casa un ricordino alle feste della Lega. Molti di voi hanno a casa ricordini di Radio Libertà, tra i più particolari davvero. Io aspetto sempre la calamita col faccione di Sammy Varin. Domani alle 15:30 Marco Grimoldi avrà ospite Bologna, e quindi Matteo Di Benedetto, ma anche con Cristiano, i due responsabili della Lega nella zona, e che ci parleranno della Bologna vista dagli occhi di chi non ha il cane, quello che ti morde, il famoso pump cabess.
Ostia, e da chi ha qualche problemino, ecco, diciamo, ma deve stare zitto perché a Bologna comandano loro. Intanto sì, tanti messaggi, vi dicevo al 340-6709-659 per commentare la rassegna stampa di quest'oggi, che è stata potentissima. Se ve la siete persa, la ritrovate sul podcast di Radio Libertà, sul sito di Radio Libertà, nella sezione podcast, ma anche semplicemente su Facebook, su YouTube, cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier. Perché è stata potentissima? Perché alla fine aveva ragione Salvini, aveva ragione la Lega su questo signore che ha combinato quel fattaccio in quel di Modena. Vediamo un po' di messaggi. Perché di fronte a un simile crimine dobbiamo per forza giustificare in maniera anche assurda l'autore del crimine? Bella domanda. E dicevo prima, di là con gli ospiti che arriveranno tra poco, forse perché in questo paese c'è troppa ideologia. Cioè, se uno dice una cosa giusta, ma non è della tua parte politica, lo devi attaccare. Così come, attenzione, mica parlo soltanto bene della Lega perché ho la tessera della Lega in tasca. No, attenzione, anche quando la sinistra fa delle buone proposte, no, perché l'ha fatta la sinistra. A volte succede anche così e questo non è giusto. Bisognerebbe trovare la quadra almeno sulle cose così lapalissiane, che anche un bambino di 10 anni si accorge che è successo qualche cosa di grave e vanno puniti quelli che fanno queste cose. Le sciocchezze che dicono i sinistroidi stalinisti lasciano il tempo che trovano. Bisogna intervenire subito con espulsioni, remigrazioni, rimpatri, come vogliamo definirlo questo metodo, ma si deve fare al più presto e basta a questo modello di immigrazione sconsiderata, ma con provvedimenti di questo tipo senza ricongiungimenti familiari, con un permesso di soggiorno di massimo 8 mesi in un anno e a spese delle aziende con le quali lavorano, i viaggi dal loro paese per l'Italia e viceversa, l'alloggio per vivere. È semplice intervenire perché in Parlamento la maggioranza c'è. Se si votasse questo tipo di provvedimento a scrutinio segreto, voterebbero a favore tanti parlamentari onesti e seri della minoranza. Questa è una notizia. Per quanto riguarda la von der Leyen, spero che la nostra Presidente del Consiglio e l'intero governo abbiano capito che brutta persona è nei riguardi della nostra Italia. Bisogna che si faccia nei suoi confronti una mozione di sfiducia, e ci abbiamo provato, per aprirle gli occhi e farle capire con chi ha a che fare la cara baronessa. Della von der Leyen e dell'Europa parliamo giovedì alle ore 9. Abbiamo il capogruppo della Lega in Consiglio europeo, in Europa. La baronessa dimentica che l'Italia è il terzo finanziatore delle casse europee. Presidente Meloni, lei adesso ha il volante nelle sue mani e può ricondurre la nostra Italia sulla strada giusta. Non perda né tempo e dignità come hanno fatto i suoi predecessori, antipatrioti, sinistroidi, stalinisti. Oh, lei siete caldi quest'oggi. Sì, io più che nella Meloni spero in Giorgetti, ti dico la verità. Giorgetti sotto banco, in silenzio, sta lavorando per il famoso sforamento, che sembra quasi una roba brutta, invece è bella in questo caso, perché tra pochi giorni scadono gli sconti sulle accise ed è veramente un casino se non si trovano i soldi. Per me un grande candidato a sindaco per Milano sarebbe Silvia Sardone. Ehi là, la Lega ha tanti politici preparati e grandi amministratori, è vero Anna Maria, è vero, è vero, è vero. Però, come ti dicevo, se proponi qualcuno che ha una bandiera e gli altri dicono di no, e anche all'interno del centrodestra questa cosa, e questa è la cosa più brutta. L'Italia decadrà proprio come l'impero romano, non esiste nessun rimedio. Abbiamo concesso a certa gente che non ha né arte né parte con la nostra cultura. Abbiamo concesso. Ancora messaggi. Lorenzo, ciao Sammy, ieri sera ho guardato per 5 minuti la trasmissione di Porro, c'era un ospite che pur di non ammettere che si trattava di un attentato in stile terrorismo islamico faceva grandi giri di parole. Non ho sentito la fine del discorso, ma non mi sorprenderebbe se sia arrivato a ipotizzare che l'attentatore fosse fascista. E vai. Un altro dice non merita che la ghigliottina, non esageriamo, però questa cosa di togliere la cittadinanza anche a quelli di seconda generazione, ragazzi, adesso sto bestemmiando, sì, anche a quelli nati in Italia
è che non sono italiani fino a 18 anni e poi a 18 anni non certo automaticamente ricevono la cittadinanza italiana, ne devono fare richiesta. A questi personaggi che si macchiano di gravi reati, in questi casi terrorismo, possibile che non si possa togliere la cittadinanza italiana? Sto bestemmiando politicamente, eh? Ciao Sammy, ma è vero che a una donna hanno dovuto amputarle le gambe? Ma io prima gli taglierei le gambe, sto parlando dell'incidente di sabato, Giorgio. È tutto vero, è la cosa più brutta che su alcuni social c'è la foto di questa persona. Se non sono matti non gli vogliamo. Sì, anche questa cosa che sono tutti matti, hanno tutti dei problemi, ma anche noi abbiamo dei problemi, ogni tanto ci facciamo un esaurimento nervoso, ragazzi, però non facciamo quelle cose lì. Come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché questa gente combina queste cose così gravi, scrivendo bestemmie, prendendosela con noi? Attenzione, adesso sono saltate fuori altre mail del nostro simpatico attentatore, ne sentirete nei prossimi TG. Ciao Sammy, che opposizione senza idee, ma veramente se andassimo alle elezioni questi pensano di vincere con argomenti tipo risolvere i problemi dell'Italia chiudendo quanto ben fatto in Albania, o assegnando uno psicologo a ogni persona con qualche problema, o risolvendo il problema energetico con le pale eoliche. Speriamo che gli italiani ci ragionino sopra. Speriamo davvero, perché già questa domenica, questo lunedì, si vota in molte città italiane. Al posto di ringraziare Salvini che ha arginato le porcate della sinistra, e su Draghi, perché abbiamo fatto il governo su Draghi, dopo non l'hanno votato. Italiani sempre troppo capre italiote. Beh, è chiaro che questa cosa di aver fatto il governo con Draghi non ce l'hanno perdonata, ma c'era il governo anche il PD, per quello. Magari non è un terrorista islamico perché non ha agito per la religione, ma sicuramente è un terrorista. E la malattia mentale è sempre presente nei terroristi, bravo, perché non è da persone normali voler uccidere i primi che si incontra per strada. Bravo Marco dalla Versilia, è verissimo. Sono comunque malati mentali questi che fanno queste cose. Diciamo che a volte si lasciano influenzare anche dall'aspetto terroristico. Questo magari non è un islamico maniaco, eccetera, però si è lasciato influenzare da un certo clima di protesta, di incazzatura verso l'Occidente, che non gli ha dato quello che lui voleva, e sapeste quante cose vorremmo. Ancora pensate che si integrino, ma non scherziamo, sono dissimulatori, è vero, applicano la famosa tachia, ribrezzo per la sinistra e anche per l'Italia, che vogliono salvare a ogni costo l'assassino. Per questi reati ci vuole la pena di morte, invece questa pena vale solo per le vittime. Oltre ai morti c'è chi è rimasto senza gambe, delle vittime tutti se ne fregano, vale la massima, nessuno tocchi Caino. E ancora, no, mi fermo, dammi ancora un minuto, dai, perché non prevedere nell'8 per 1000 allo Stato, inserire oltre al codice 4 un nuovo codice per l'aiuto al ritorno a casa, ci scrive Giuliano. Salvini ha ragione, hashtag Salvini ha ragione, ma lo dobbiamo attaccare, vero? Si fotta Forza Italia, no, lo dico, ci mancherebbe altro, insomma, carogna come la sinistra, con tutto rispetto per i nostri alleati, assolutamente sì, però diciamo che c'è un certo sdegno popolare. Buongiorno, sono Matteo da Merano, sono d'accordo con Salvini per la revoca della cittadinanza. Giannini e poi c'è un epiteto contro Lerner, fanno a gara a chi è più idiota atomico. Via dal nostro paese gli islamici, Giulio da Como. Gli islamici no, e però quelli che vogliono girare la frittata sì. Buongiorno Semi, una domanda. Qualcuno si chiede che ne pensano le vittime fatte da quella bestia a Modena? Se fosse stato un vostro figlio, sorella, moglie, madre, sareste sempre dello stesso parere. Salvini ha ragione da vendere, scrive Italo da Mantova. Certo che bisogna inasprire la legge sulla cittadinanza, svegliamoci. Ciao ragazzi, ci fermiamo, c'è la pausa, tra poco arrivano gli ospiti, restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis.
problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa, abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ti ha mandata Dio a parlarmi sottovoce, a cercarmi sottovento, con il mondo sottosopra. Ma ti ha mandata Dio con un cappello in testa ed il sorriso a festa, pescato in una cesta. Va bene allora resta, che c'è posto anche per te. C'è posto per fare l'amore, per 1, 2 fino a 3. Ma ti ha mandata Dio con un bicchiere di vino, senza pane quotidiano, sbriciolato sul divano. Ma ti ha mandata Dio a leggermi il futuro col tuo splendido sorriso che fa botte col mio viso. Insomma allora resta, che c'è posto anche per te. C'è posto per fare l'amore, per 1, 2 fino a 3. Va bene allora resta, che c'è posto anche per te. C'è posto per fare l'amore, per 1, 2 fino a 3. Va bene allora resta, che c'è posto anche per te. C'è posto per fare l'amore, se siete 2 fino a 3. Va bene allora resto, che c'è il posto anche per me, perché se ti ha mandata Dio, allora un motivo c'è. Oh, sta diventando un tormentone questo pezzo. Come si intitola?
ti ha mandata Dio, ragazzi. Simone Tomasini con noi. Ciao Sammy, ciao Pietro, grazie. Quanto Ragazzi. tempo, è stato tanto tempo. Allora, tu eri venuto proprio ai tempi di là, Radio sì. Padania Sì, di là, Libera, sì. nello studio di là, modello centro sociale, che comunque era bellissimo, Beh, ci bello, piaceva. sì. Sì, no, aveva un suo fascino, Sì. un suo charme. E signori, siamo diventati grandi. Simone Bene. Tomasini, seguitissimo sui social, ma quanti cavolo di follower hai? Cioè, da Sì, paura. tanti. Sì, Da diciamo paura. che io non me lo spiego ancora, perché io sai che sono abbastanza un ribelle su queste cose, ma nel senso piace. nel senso che non vado tanto in televisione, anzi, diciamo che Piace ultimamente- per quello, il discorso No, è sempre lì non che lo so. si cerca la genuinità, la qualità, e anche da chi non riesce ad andare sui grandissimi network, nelle televisioni più famose, attenzione, adesso ne parliamo perché poi dopo arrivano le sorprese, e proprio da lì è come fare la spesa del contadino, si cerca di comprare, Bravo, di guardare bravo. cose genuine, fatte con il cuore, e probabilmente cercando Simone Tomasini, cercate Simone Tomasini con 2 S, trovate la qualità, anche perché il Simone in questo pezzo ti ha mandata Dio, ma anche quotidianamente sta facendo squadra con Bella Gente. Sto dicendo Bella Gente, insomma, vabbè, diciamo poi se la che guardi tu non è dici, proprio una bella gente, parla però. per te, signori. Pietro Cappiello ritorna! Buongiorno a Ciao. tutti, grande Simo, vedi, siamo tornati a trovarti, Sammy, come Ma sempre. certo, tu ricordiamolo, sei l'altra metà dei pop-up. Ovvio, una l'ho lasciata a casa. Un Là. po' ci dispiace, perché Alessia, insomma, diciamo che tirava su la media, no? Esatto. Però così sembriamo più belli noi, capito? Non lo so, io sono piuttosto pessimista su questo. Allora, perché ancora qui il Pietro, ma soprattutto il Simone Tomasini come cantautore comasco? Di dove esattamente? Vertemate con Minoprio. Signori, che siamo nella Brianza comasca, giusto? Sì, la parte finale della Brianza velenosa, come diceva Stupendo. Battisti, e poi la Brianza invece comasca, dove poi da lì si parte, si va verso la famosa Svizzera, 7 chilometri dalla E Svizzera. quello, siamo si attaccati. respira un'aria di Svizzera, è che non ci vogliono, io ci ho provato ci più vogliono, volte, ci vogliono. dichiariamogli guerra, ci arrendiamo subito, eccetera. È vero. Noi siamo terroni nella È vero, è Svizzera, vero, è c'è vero, poco da è fare. vero. E ci bastonano anche quando andiamo là, Ma chiaro. Senti, allora, tu sei, dicevo, amatissimo, seguitissimo, in questi territori sei conosciuto, se non al 100%, giù di lì, cioè hai un radicamento territoriale fortissimo. E perché? Perché? Che cosa è successo? Allora, diciamo che tu arrivi da una scuderia molto famosa, quella di Vasco Rossi. Sì. E questo forse ti ha dato inizialmente qualcosa di importante, perché sei andato in posti importanti, Sì. grazie anche a questo, ricordiamolo. Sì, Festival di Sanremo, Festival Bar, wow. ho fatto un reality, i primi reality, era Music Farm. Con Perché è l'avventura. bello, chi non ci sta guardando in radiovisione, Simone Tomasini scherzo. comunque è bello, a Scherzo. differenza di noi, io e Pietro, che siamo un po'... Ma Però non un è reality vero! lo facciamo anche noi, scusa, ma certo, tutti No. i giorni. Però come dicevi, hai detto una cosa che molti quando magari mi chiamano per le interviste non dicono, ed è vero, cioè io sono molto legato al mio territorio, ed è una cosa che spesso molti artisti, non dico che rinnegano, no? Però cercano di avanzare, no? Quindi di andare in altri orizzonti. In realtà io ho fatto il mio percorso, ho girato il mondo grazie alla mia musica e a tutto quello che ho fatto, grazie anche a Vasco che mi ha dato la possibilità di aprire i suoi concerti e di dare, insomma, di dare in pasto la mia musica a milioni di ascoltatori, anche di gente che ha iniziato a apprezzarmi così. Poi appunto ho girato il mondo, sono stato in Argentina, noi ci eravamo sentiti che tornavo dall'Argentina, ti ricordi che c'era la pandemia, io ero là a fare il tour, no? C'era il famoso decreto Di Maio, ti ricordi? Che andava a riapportare Roba che flashback terrificante, veramente. No, però lo dico perché io mi ricordo, ero in Argentina, non c'era niente, non c'era Covid, non c'era niente, mi arriva una telefonata dall'ambasciata, tu devi tornare a casa immediatamente.
Cioè io non volevo fare festa, capito? Era estate pura, la piena, figurati, marzo. E vabbè, niente, comunque ci eravamo sentiti lì. Io ho girato il mondo, ho avuto questa fortuna di girare il mondo con la mia musica, però quando si parla di Como, si parla di Milano, si parla della Lombardia, si parla del mio territorio, non so, io parlo la stessa lingua vostra, no? Quindi nostra. E quando esco, cioè porto la nostra cultura, cioè la nostra, anche quando dicono che siamo freddi, non è vero niente, cioè ogni scarrafone è bello a mamma sua, come diceva Pino Daniele, no? Quindi, cioè, il fatto che io cerco di portare il mio territorio in giro per il mondo per far capire che anche qua c'è un'isola felice, c'è un'isola dove la gente sorride. Poi io di mestiere, lo dico sempre, non faccio né il cantautore, noi abbiamo un sacco di scuole, abbiamo un sacco di roba. Io di mestiere faccio l'entusiasta. Che è quello il mio mestiere. Cioè io ho chiesto di mettermelo sulla carta d'identità, mi hanno detto di no, che non si può, però io di mestiere faccio l'entusiasta. Se smetto con l'entusiasmo basta, io smetto, capito? Non faccio più quello che mi interessa poi. Guarda che è bellissima questa cosa, quindi un amore per il territorio che il territorio effettivamente ti risponde, certo, ti risponde certo, con altrettanto amore e questo viene riconosciuto. Se proprio. calcoli che per 18 anni io ho fatto il concerto al mio paese gratis per il mio papà, per mio nonno, cioè dal 2008 che tutti gli anni l'anno scorso abbiamo creato questo festival che si chiama Beat Summer Festival, abbiamo portato Bobby Solo il venerdì, sabato ho fatto il mio concerto e domenica Povia, insomma abbiamo portato 3 artisti. È pericoloso, porta Povia. Ragazzi, esatto. lo salutiamo, chiaramente ci ascolta e siamo tra i pochi che lo trasmettono. Lo so, Povia, infatti Giuseppe, io lo dico sempre, vabbè, lui è totalmente, come dire, impegnato in quella lotta lì, no? Però io lo adoro perché è uno vero, uno sincero, è uno che anche lui arriva dalla gavetta quella vera. Ecco, una cosa che vorrei suggerire a tutti i ragazzi che ci ascoltano, o ci vedono, o guardano la tua trasmissione: ragazzi, fate più gavetta possibile, perché quella poi vi viene restituita in merito e soprattutto in quello che poi io lo dico, io puzzo della mia gavetta che ho fatto 30 anni, 40 anni fa, quindi per me che profumo, ragazzi, questo è profumo. Però è quello, capito? Quando tu hai fatto tanta gavetta, hai suonato, noi abbiamo suonato nei locali dove ti dicevano scusa, poi appena iniziavi, attaccavi con qualsiasi canzone, arrivava la vecchietta e ti diceva scusa, puoi abbassare che è troppo alto. Noi arriviamo da lì, capito? Quindi per quello che tu quando cominci da lì non puoi solo che migliorare, quindi per quello. Signori, Simone Tomasini con noi, ma tra poco ci racconti anche che cosa state combinando con Pietro Cappiello dei Pop-Up, la scuola di musica Dance Music Academy di Bovisio Masciago, a 2 passi da Milano, vicino a Monza, eccetera. Prima però un'altra canzone, signore e signori, Se ci credo è colpa tua. Ci parli anche di questa? Dici una battuta su questo pezzo. Se ci credo è colpa mia. Sempre colpa mia. È vero, Sempre. Ci sentiamo un po' in colpa, sentiamolo. Simone Tomasini. Guardaci, siamo arrivati fino a qui, gli stessi del primo passo sulla luna. Sarà perché non lo ricordi più, ti copri gli occhi, il peggio non lo vedi. Siamo noi, guerra o niente, 8 miliardi di anime e una vita sola che non basterà a luci spente. E negli occhi un mare di stelle che cadono ancora. Se ci credo è colpa tua, perché siamo quelli che diventano eroi. Tu vieni con me, io porto il meglio di noi. Corri più forte indietro, guarderò io, che la storia siamo noi. E se ci credo è colpa tua. Rimani lì e cercami nella distanza. Ti senti più sola o semplicemente più vera? Ci pensi mai? Ne abbiamo visti abbastanza.
di figli che mangiano rabbia e sputano sogni come noi. Guerra o niente, 8 miliardi di anime e una vita sola che non basterà a luci spente, e negli occhi un mare di stelle che cadono ancora. Se ci credo è colpa tua, perché siamo quelli che diventano eroi. Tu vieni con me, io porto il meglio di noi. Corri più forte, indietro guarderò io, che la storia siamo noi. E se ci credo è colpa tua. Siamo un pezzo di cielo che cade, da prendere al volo, treni che vanno veloci, ma passano ancora, lo vedi che passano ancora. Andiamo via, ti porto lontano da qui. Se ci credo è colpa tua, perché siamo gli unici a rialzarci sempre. Salviamoci noi da questa inutile follia. Corri più forte, dietro guarderò io, che la storia siamo noi. E se ci credo è colpa tua. E se ci credo è colpa tua. Che ne pensate? Che ne pensate? Questa è la musica indipendente che amiamo, è bella, genuina, tosta. Simone Tomasini ha questa potenza e gliela riconosciamo veramente, ma se non lo avete ancora trovato, non l'avete ancora ascoltato, perché fa parte di quegli artisti appunto che non girano così facilmente sulle grosse e grasse radio, dovete cercarlo, come appunto vi dico quando si va a fare la spesa, a comprare le cose buone, non si va al supermercato ma si va nelle fattorie. Bravo Simone Tomasini, ecco. che adesso però ci dovete raccontare insieme a Pietro che cosa state combinando insieme, perché tu collabori con questa scuola di musica, Sì. Dance Music Academy di Bovisio Masciago, Sì. Monza Brianza. Ma non solo su questo, c'è una bella collaborazione e qua mi fermo e il microfono lo passo anche al Pietro. No, intanto diciamo che lui collabora con la nostra scuola, ma perché ha la sua scuola, quindi lui ha la sua accademia, Simone Lab. L'accademia, per cui Le praticamente abbiamo gemellate. cioè, avete capito che c'era roba buona praticamente e Sì. quindi abbiamo detto facciamo qualcosa insieme. Cosa fate insieme? Allora, intanto ci divertiamo, no, e cerchiamo Vero, è cerchiamo di aiutare talenti. Anzi, volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare sia Pietro, Alessia, i nostri insegnanti, tutte le persone che collaborano con noi, perché grazie a loro quest'anno abbiamo raggiunto degli obiettivi molto importanti. Uno di questi è aver avuto 2 ragazzi in finale a The Voice of Kids, 2, non 1, 2. Di quale età? Di quale 10 età? anni. 10 10 anni e 11. 11. Uno è della loro scuola che si chiama Riccardo Sì, Riccardo Pezzicoli. e una bambina della nostra scuola, ragazzina, perché oggi ha 10 anni, non puoi mica dire che è un bambino, che si chiama Maya Verga. Maia! E quindi Maya, esatto, e loro adesso stiamo scrivendo a loro i loro primi inediti, quindi insomma te li porteremo se a te fa piacere. Assolutamente sì, ragazzi, questa è la radio che può fare Radio queste Libertà, cose. Nessuno ci impedisce di fare cose, non succede da nessuna parte. È vero, hai ragione. E quindi intanto è nata questa bellissima collaborazione da sempre. Poi lui ha la scuola da tantissimi anni, io ce l'ho da una decina d'anni. Com'è che si chiama la tua? Simone Lab. Simone sì. Lab, perché sempre in che zona? A Vertemate, sempre a casa mia. Vertemate. Sì. Vertemate con Minoprio, signori, pura Brianza Comasca, 2 passi dalla Svizzera, eccetera. Lì dipende come siete comodi, se siete più verso Bovisio Masciago, Monza, o un po' più di là, capito? Esatto. E la cosa bella Tra l'altro volevo aggiungere una cosa su questo,
l'unica scuola che porta il nome dell'artista, dove l'artista è realmente a scuola, quindi voi lo trovate a scuola. Lo trovate! assolutamente. No, però il mio è nato come un laboratorio, infatti per quello che era Simone Lab, era un laboratorio di cantautori all'inizio. Io aiutavo i ragazzi a scrivere, a cimentarsi nella scrittura e soprattutto a iniziare a fare questo lavoro come cantautori. Poi dopo, grazie a Pietro, ho detto ma perché non ti allarghi anche un po' a insegnare magari batteria, chitarra, pianoforte, e da lì è nata questa bella collaborazione. Molti insegnanti nostri sono i suoi e viceversa, e quindi abbiamo tante masterclass, facciamo tante cose con questi insegnanti e con i nostri ragazzi, quindi cioè, perché prima di andare sul palco bisogna imparare a star giù dal palco, io lo dico sempre, prima di imparare a star giù, perché quando poi sei su, se non sai come si sta giù, non puoi sapere neanche come si sta su. Questo è un po' forse l'errore che fanno certe trasmissioni, che ti fanno subito salire Bravo. sul palco praticamente senza Sì. essere mai stato giù. Infatti Maia e Riccardo erano preparati, li vedevi che senza nulla togliere agli altri bambini, però avevano una marcia in più, erano molto preparati loro, vedevi che erano belli tosti. Infatti Loredana Bertè ci ha fatto i complimenti, a tutto lo staff, a chi Ma li anche perché seguiva. noi li portiamo tanto in giro. Noi con Simone abbiamo iniziato ormai una ventina d'anni fa e eravamo stati anche qua da te più Sì. volte e lui è sempre stato quello che diceva guardate, il mio palco è vostro. E quindi noi portavamo tutti i ragazzi alle aperture dei suoi concerti, ma buttavamo su 30 Tutto. persone alla volta. Però questi qua hanno fatto talmente tanti palchi che adesso a 15 anni, 16 anni, a 18 sono professionisti. Per quello, perché ti dicevo, quando io ho avuto la fortuna di iniziare, quando c'erano i piano bar, quando c'erano i primi locali, quelli non c'era ancora il karaoke, non esisteva neanche il karaoke, c'era proprio quello che arrivava, montava la sua tastiera, suonava e poi andava a casa. Arrivavi, la richiesta, eccetera, eccetera, no? Quindi io ho iniziato da lì. I ragazzi oggi non hanno la possibilità di fare queste cose perché non esiste più quel tipo di mentalità musicale lì. Quindi loro o vengono su palchi o hanno la fortuna di, come ho fatto io, di aprire i concerti del più grande artista senza nulla togliere a tutti gli altri, italiano che Vasco, oppure dove vai? Cosa fai? Canti dove? E quindi cosa canti sui social? Sì, simpatico, tutto quello che vuoi, tanto lo sappiamo come funzionano i social, no? Quindi è un po' raccontarsela, no? E quindi quella roba lì, e invece portarli sul palco non è così semplice oggi. Ragazzi, se volete veramente ribellarvi allo status quo, avete capito che bisogna andare in queste scuole, bisogna frequentare questi personaggi che sono personaggi e, ripeto, sono riconosciuti dal loro territorio e adesso fate un giro, cercate i pop-up, cercate la scuola di musica Dance Music Academy, cercate Simone Tomasini, perché basta guardare le storie, ho visto le vostre storie degli ultimi giorni, un fracco di ragazzi, ragazze, eccetera, non so cosa avete fatto, Sì, erano sì. tutti lì contenti che cantavano, che facevano Sì. musica, quindi roba bella che serve anche, lo dico sempre, al posto di fare la partita a pallone, a pallavolo, è uno sfogo potentissimo ed è anche un metodo di comunicazione importantissimo che aiuta a comunicare questi giovani che oggi purtroppo comunicano pochissimo perché sono sempre appiccicati E la al musica li telefono. lascia lontani anche dalla strada, che quello Bravo. è il posto più pericoloso che esista, cioè noi che Anche l'abbiamo quello. vissuta, siamo bene o male tutti della stessa epoca e abbiamo vissuto una strada magari anche più pericolosa volendo guardarla, però era un'altra cosa, capito? Cioè oggi vedi in giro un bambino di 10 anni da solo, ti preoccupi, dici guarda, noi eravamo tutti in giro a 10 anni da soli, Certo, tutti, no, ti no. caricava lo zio del cugino del no, vai dai porto a casa io, cioè era un po' diversa la storia di adesso, no? Adesso è proprio tutto... C'era l'autostop. C'era anche l'autostop. Ti ricordi? Che oggi fa l'autostop, È ragazzi. vero, è vero. Hai paura di caricare uno Andiamo adesso. avanti, perché- andiamo No, avanti. no, è vero, è vero. Senti, abbiamo ancora Sì. pochi minuti. Progetti futuri, cosa state combinando, cosa avete in mente? Perché siamo curiosi. No, sicuramente io farei dire due parole a Simone sui dettagli, perché comunque sì, esatto. è il nome dell'album. È vero, sì. Allora, i dettagli è questo album, più che un album, è proprio un concept album. Ti ricordi quelli che facevano tipo Bennato, Li amiamo. Esatto. E io ho fatto questo concept album che si intitola I dettagli. Dalla prima all'ultima canzone è un filo conduttore unico e c'è un libro
c'è un podcast, c'è tanta un libro, un podcast. sì, Dove basta scrivere Simone Tomasini, sì, i dettagli trovano tutto. Siamo usciti con questo meraviglioso libro scritto a 4 mani con Roberto De Martino, la grafica è tutta stata curata da Pietro, abbiamo fatto questo percorso sensoriale particolare intorno al libro e al disco, perché lui si è inventato questa cosa bella, perché i dettagli fanno la differenza. Allora tu compravi il disco di Simone, pensa cosa ha creato. Allora tu compravi il disco di Simone, la chiavetta, e all'interno della chiavetta trovavi il libro e poi c'era questo percorso sensoriale di tutti e 5 i sensi, quindi c'era il profumo del protagonista del libro, c'era una caramella di quello che mangiava il protagonista e tutto, insomma, quindi tatto, tutti i 5 sensi erano soddisfatti. Sì, Ci siamo inventati una sta roba cosa geniale. ed è stata anche poi non li abbiamo più stampati perché non ci aspettavamo una richiesta del genere, quindi anzi lo ristamperemo. Una bella fantasia, e sì. capisci quando poi sono metodi di comunicazione alternativi, non solo la parola, non solo la musica, ma anche gli altri mezzi di comunicazione. Bravissimo. Ma anche perché il disco lo sanno fare tutti. Il resto lo facciamo noi. L'importante, glielo dico sempre, Pietro, l'umiltà. No, e comunque niente, comunque i dettagli in un momento storico come questo fanno davvero la differenza in amore, nella vita, nelle amicizie. Io inizio appunto il disco con Ti ha mandata Dio, che è la canzone che abbiamo sentito in apertura, e chiudo il disco con i dettagli, con l'ultima frase che è cantata da mia figlia. Ci tengo tantissimo questa cosa, che ha 12 anni, Charlotte, ciao! che dice: i dettagli sono la cosa più importante, come il tuo sorriso, perché quando me lo doni io mi sento in paradiso. E credo che i dettagli chiudano davvero un capitolo importante in questo momento della mia vita. Cerchiamo di sorridere ogni tanto, Esatto. nonostante questa valle di lacrime. Ricordiamo che stanno bollendo in pentola delle cose, oppure no, Pietro? Perché non le vuoi Beh, allora, dire? sicuramente Non si possono dire. l'abbiamo già detto, non possiamo dire tutto, però ci vedrete spesso, diciamo solo questo. Ci vedrete spesso, nell'anno prossimo ci vedrete Speriamo spesso. non sui giornali, nei patti di cronaca, naturalmente, ma in quelle belle, nelle cose belle. Esatto. Ecco. No. Bello, io su questo, quando mi date le buone notizie, anche se non me le date, ma avete capito, sono cose importanti, io sono così contento perché la musica indipendente vince. Bravo. E visto che uno dei miei lavori è anche quello di fare da altoparlante alla musica indipendente, come che avessi vinto anche io. Grande Sammy, grazie per lo spazio che dedichi a noi, ma in generale a tutti. Tanto perché ci rivediamo. Sì, ci rivediamo. No, portate i vostri ospiti. Però qua ci sentiamo veramente a casa, cioè io è un po' di anni che non vengo e mi sento sempre a casa. Abbiamo fatto tante interviste anche telefoniche, ma quando vengo fisicamente qua mi sento a casa, quindi grazie a te, grazie ai tuoi collaboratori che li fai svegliare prestissimo. Hanno bisogno di svegliarsi presto, signori. Simone Tomasini, Pietro Cappiello, Pop-Up, alla prossima e chiudiamo. E poi Francesco, come riempitivo mandiamo questa canzone, L'amore è un'altra cosa, te la mando io, così hai tempo di preparare la prossima trasmissione. Alla prossima, grazie, ciao. Avete ascoltato Potere al Popolo. Meglio andarsene.